I Colli Euganei sono ufficialmente candidati a diventare una riserva della biosfera UNESCO, un brindisi al fior d'arancio, e non poteva essere che questa la DOCG a bagnare la giornata. Ha chiuso ieri mattina l'evento ufficiale con cui i vertici del Parco Colli e i sindaci dei 15 comuni del territorio protetto hanno sottoscritto il dossier di candidatura, che ora verrà spedito al Ministero dell'Ambiente e poi sottoposto all'esame dell'UNESCO. All'orizzonte ora c'è l'estate 2024, quando arriverà la risposta dell'Organizzazione Mondiale. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 29 agosto 2023. La prima notizia del giorno riguarda la sfida UNESCO dei Colli, che è partita proprio ieri. Lo scrivono i quotidiani del gruppo Gedi, in particolare Il Mattino di Padova a pagina 2 con un articolo di Nicola Cestaro che racconta: ieri la sede del Parco dei Colli a Este era affollata di autorità come raramente si è visto in questi ultimi anni, in cui l'ente regionale è parso spesso dimenticato e bistrattato dai piani alti della politica. Oltre agli amministratori locali erano presenti rappresentanti in regione, provincia, Camera di Commercio e Cariparo, oltre a l'europarlamentare Paola Ghidoni. Ma di che si tratta? Qual è la candidatura proposta all'UNESCO dai Colli Euganei? Insomma, cosa significa diventare una riserva della biosfera? Significa entrare in una rete di cooperazione e di condivisione internazionale fatta di realtà che puntano alla crescita del territorio, scrive sempre Nicola Cesaro sul Mattino di oggi. Anche dal punto di vista socio-economico, nel rispetto della tutela degli ecosistemi e delle biodiversità. In Italia le riserve sono ad oggi solo 20, nel mondo invece sono 738. La candidatura del Parco dei Colli Euganei è partita ufficialmente negli ultimi mesi del 2021, ma è in gestazione ormai dal 2017. In questi anni sono stati coinvolti tutti gli attori del territorio, i comuni, le associazioni, i cittadini, le categorie, per condividere il percorso e per raccogliere eventuali istanze legate alla candidatura. Non è semplicemente un bollino di cui fregiarsi o un'operazione di marketing territoriale, hanno affermato i promotori dell'iniziativa, su tutti il nuovo presidente del parco Alessandro Frizzarin, che in questo percorso ha preso il testimone del presidente uscente Riccardo Masin e di Antonio Scarabello, che ha retto l'ente negli ultimi mesi. Si tratta di un primo step verso la crescita sostenibile dell'intero territorio. Secondo Matteo Ceruti della Fondazione Cariparo, questa è un'occasione per ricominciare, proprio come avvenne con la legge del 1971 che fermò l'attività estrattiva in questo territorio, le cave nei Colli Euganei. La risposta da parte dell'UNESCO arriverà nell'estate 2024. Tra una settimana è previsto un evento a Praglia. Il dossier è composto da 15 punti che compongono un piano di azione che indicano le strategie di sviluppo previste per una crescita sostenibile. Insomma, sono questi tutti gli impegni presi con la candidatura dei Colli Euganei all'UNESCO. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con un'altra notizia, sempre dalle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, un'altra notizia che riguarda il granchio blu. Granchio blu che adesso è in vendita anche nei supermercati Despar. Una scelta già operata da altri operatori della grande distribuzione organizzata nei loro supermercati, ma questa scelta di vendere appunto al supermercato il granchio blu viene criticata dalla consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda, che dice: non c'è nessuna garanzia di sicurezza nel suo utilizzo alimentare, mancano i controlli necessari chiesti dall'Unione Europea. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi.
L'utilizzo del granchio blu, dice Cristina Guarda, per scopi alimentari non gode di alcuna garanzia di sicurezza alimentare. La consigliera regionale di Europa Verde aggiunge: da tempo la regione del Veneto non effettua il monitoraggio e la valutazione richiesti dall'Unione Europea nel 2014 del rischio sulla presenza di contaminanti ambientali di origine antropica nei molluschi bivalvi allevati o pescati in Veneto. Si tratta di dati assai importanti, considerando che vongole e mitili sono ritenuti accumulatori di sostanze inquinanti. Di conseguenza i nostri allevatori non possono contare sull'apporto di dati scientifici da utilizzare ad esempio nella classificazione delle aree di produzione, raccolta dei bivalvi e nelle rispettive attività di vigilanza e di tutela della salute pubblica. Considerato che il granchio blu è un noto predatore di vongole e molluschi bivalvi soggetti agli effetti dell'accumulo di sostanze inquinanti, vi è il fondato rischio che esso diventi a sua volta veicolo di sostanze nocive alla salute dell'uomo, soprattutto tenendo conto che il granchio preda anche in aree non classificate come aree di allevamento, quindi non soggette a controlli sulla base di specifici parametri. Viene quindi da chiedersi sulla base di quali studi scientifici molti rappresentanti delle istituzioni venete promuovano il granchio blu a tavola. Vale la pena ricordare che il finanziamento del progetto di ricerca sui molluschi bivalvi non è stato attivato tramite accesso agli atti. Infatti ho scoperto che il progetto di ricerca era stato finanziato nel 2014 per poi essere assegnato all'istituto Coris a seguito di necessarie modifiche al suo statuto per includere nelle proprie funzioni anche le attività di ricerca. Invece l'impegno previsto di 289.700 euro è stato cancellato nel 2020 in quanto il progetto non è stato attivato. Insomma, la Regione Veneto non monitora la presenza di inquinanti all'interno dei molluschi di cui il granchio blu si ciberebbe, e quindi, dice Cristina Guarda, non c'è alcuna garanzia di sicurezza nell'utilizzo alimentare di questo crostaceo. Voltiamo pagina. La questione migranti o l'emergenza sbarchi, come scrive il Corriere, anzi il Gazzettino di oggi. La notizia del giorno riguarda il trasferimento di alcune persone da Trieste, ma soprattutto il fronte dei sindaci ribelli che si starebbe allargando. Sindaci per lo più del centrodestra che non vogliono ospitare nel loro territorio l'accoglienza dei richiedenti asilo, ma sempre all'interno del centrodestra il fronte in qualche modo si allarga, o meglio la polemica, il dibattito si accende con le recenti dichiarazioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che attacca il suo stesso governo, il governo che sostiene con la sua forza politica in Parlamento. Dice Brugnaro che il governo deve cambiare strategia. Secondo il sindaco di Venezia serve discontinuità con il passato, in particolare deve essere più facile assumere le persone migranti, cioè chiede agevolazioni per le aziende che assumono migranti. Brugnaro dice alloggi soltanto a chi lavora, quindi la casa secondo Brugnaro andrebbe data soltanto a chi appunto ottiene un lavoro. Serve manodopera, dice Brugnaro, ma con i permessi di soggiorno temporanei è quasi impossibile dare una occupazione. Insomma, grande confusione all'interno del centrodestra sulla questione dell'immigrazione. Proseguiamo la rassegna stampa con alcune notizie flash. La prima la leggiamo sul Corriere del Veneto, riguarda il sociale, in particolare le persone anziane, l'assistenza alle persone anziane, nuove e vecchie emergenze, scrive il Corriere del Veneto. RSA tra bilanci in rosso e carorette, si parla quindi delle case di riposo, servono 300.000 posti entro il 2050, pesano l'inflazione e l'energia, cortocircuito per le famiglie. La richiesta da parte dell'associazione di rappresentanza delle case di riposo, o meglio dei titolari delle case
di riposo private chiede subito 100 milioni di euro per continuare a garantire il servizio. In questi anni, in questi mesi in particolare di inflazione, caro energia, più volte le case di riposo private sono tornate a chiedere fondi pubblici da un lato e dall'altro ad aumentare le rette per i pazienti, ma il secondo fronte per quanto riguarda l'assistenza agli anziani riguarda l'assistenza in casa, quindi le persone badanti. In 10 anni perse 6.000 badanti, aprire i canali di Africa e Asia. Questo è l'altro titolo del Corriere del Veneto. A proporre di aprire questi canali con appunto il continente africano e quello asiatico è un imprenditore a capo di un'agenzia che si occupa proprio di badanti in tutto il nord Italia. Dice: diminuisce la manodopera dall'est Europa, sono sempre meno le signore che vengono a lavorare qui e quindi bisogna cercarle appunto altrove. Altra notizia che riguarda invece il maltempo: frane e allagamenti anche in Veneto, evacuate 70 persone sopra Cortina, una colata di detriti minaccia un condominio, un hotel e un bed and breakfast a Passo Tre Croci, Massi invece sulla strada Gardesana che viene chiusa al traffico. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda le famiglie Arcobaleno, genitori cancellati dalla procura. Venerdì a Vicenza è prevista una manifestazione, parlano 2 mamme, in casa ansia e paura, nostra figlia di 4 anni vive in questo clima. Ed è proprio per difendere i diritti di questi bambini e delle loro famiglie che appunto venerdì a Vicenza l'Associazione delle Famiglie Arcobaleno scenderà nuovamente in piazza assieme a tantissime cittadine e cittadini. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, il podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est, che tornerà non domani mattina ma giovedì. Nel frattempo a tutte e tutti voi una buona giornata.